Come già successo ieri, anche oggi le proibitive condizioni del terreno di gioco del 21 settembre hanno indotto Conticchio e Antezza a chiedere ospitalità a un campo della provincia, quello di Miglionico, per far svolgere alla squadra la partitella infrasettimanale in vista dell'importante scontro diretto di domenica prossima contro il Biceglie, ultimo dei 3 derby consecutivi Appulo-Lucani. Finora, a differenza di quanto accaduto nel turno di andata, quando i biancazzurri uscirono a bocca asciutta dai 3 incontri, le cose sono andate decisamente bene e potrebbero concludersi ancora meglio se si ottenessero i 2 punti contro la formazione allenata dall'ex Franco Di Benedetto, il cui nome è legato indissolubilmente nella memoria degli sportivi materani alla promozione in Serie B. Tornerà da avversario un altro ex, vale a dire Pavese, mentre non sarà della partita Boncompagni che dopo aver appena scontato una maxi squalifica di 4 giornate è stato appiedato per un altro turno. La condizione psicofisica dei biancazzurri ha raggiunto forse il top in questo campionato, tanto che la squadra riesce a esprimersi con disinvoltura anche in trasferta. I 2 pareggi consecutivi, ma soprattutto quello di Casarano, che tra l'altro ha fatto saltare la panchina del tecnico pugliese Giorgis, hanno dimostrato che i giovani materani, beccati all'inizio per la loro ingenuità tattica, sono diventati più maturi anche sotto questo profilo. Sono imbattuti da 4 turni che hanno fruttato 5 punti e forse il dato potrà sembrare di scarso rilievo se giudicato in assoluto, ma diventa significativo se si considera che in precedenza si erano ottenuti al massimo 2 risultati utili consecutivi e che in quest'ultima fase di 4 partite solo Ternana, Giulianova e Francavilla hanno ottenuto più punti dei biancazzurri. Come si nota, non si tratta di valutazioni astratte, ma di dati concreti che, proiettati fino alla fine del campionato, segnano sereno sul barometro della permanenza. Tra l'altro, i 2 tecnici possono contare su tutti gli elementi della rosa, compreso Ardizzone, che ha riacquistato la condizione ottimale dopo un rientro alquanto incerto dall'infortunio alla caviglia. Questa circostanza potrà anche creare qualche problema di abbondanza. A Casarano è andato in panchina Pugliese, oltre ad Angelino, ma consente di operare scelte tattiche più equilibrate e adatte agli avversari di turno. Sarà così anche contro il Biceglie? Noi ci auguriamo di sì, anche perché le premesse ci sono tutte.